Vai, eccoci qua. Allora, benvenuti in questo mini talk show serale in cui andremo a presentare il canale io e Sergio. Allora, ovviamente, prima di presentarci, comunque ringraziamo chi verrà a guardare la diretta. Sarà abbastanza breve, una mezz'oretta, ecco, giusto per spiegare un po' cosa tratterà il canale, una sorta di evento di inaugurazione, ecco, che purtroppo non si può fare in presenza, ma ci limiteremo qua online a farlo. Do subito la parola a Sergio, che ti presenterà appunto, essendo il responsabile, presenterà lui il canale. Ciao Sergio. Ciao, ciao Matteo. Allora, eccoci qua, finalmente ad inaugurare il canale Twitch con una rapida presentazione. E diciamo che è un'idea nata ancora tempo fa che nasce dall'esigenza di mettere in comunicazione i giocatori di scacchi, gli appassionati di scacchi, i tesserati dei vari circoli, ma anche gente che semplicemente ha interesse per questo mondo. Quindi, diciamo così, è proprio l'idea di essere tutta una gente, diciamo così, c'è un motto gens una sumus tra gli scacchisti e quindi anche questa trasmissione, o meglio questo canale Twitch, ha questo spirito. Come è nata l'idea? L'esigenza naturalmente di essere presenti anche online è da molto tempo che alcuni di noi la sentono. Dopodiché c'è stata un'idea che è stata presentata in scuola Veneto Scacchi da parte di Matteo, che era appunto quella di avviare un canale scacchistico su Twitch. E io ho veramente in modo molto interessato pensato che sia possibile anche se questa, diciamo, piattaforma Twitch nasce per il gaming, ma poi si è sviluppata per discutere, per trattare di interesse, temi che appassionino un gruppo. Un gruppo che si auspica, che noi auspichiamo, si allarghi sempre più. Così da questa prima idea di Matteo, discussa anche in scuola Veneto Scacchi, siamo partiti a creare un gruppo ancora alcuni mesi fa e abbiamo coinvolto il Comitato regionale Veneto Scacchi e dopo un po' di diciamo, studio, analisi, perché era una cosa del tutto nuova e del tutto innovativa, ci ha dato l'ok e mi ha incaricato di studiare bene questa piattaforma e studiare quelle che potevano essere le trasmissioni da avviare e abbiamo formato un gruppo, ci siamo incontrati più volte e così finalmente abbiamo elaborato un progetto che prevede diversi tipi di trasmissione, diverse rubriche, chiamiamole così. Quindi non solo una trasmissione, ma più rubriche che possano essere di interesse a un svariato diciamo, panorama di giocatori, da quelli che amano di più il gioco, dai tesserati, da quelli che amano che solo vogliono conoscere un po' il mondo degli scacchi e così. Questa è diciamo, la nascita, diciamo così, di questo canale Twitch Esatto. nostro. Giusto Matteo? Esatto, sì, sì, tutto corretto, hai fatto un ottimo riassunto di quello che è successo da quando è stata ideata appunto l'idea di creare questo canale Twitch che copre appunto anche aspetti che magari altri canali scacchistici sulla piattaforma non avevano mai coperto, come appunto tra poco andremo a presentare programmi come la storia dei circoli, in questo caso Veneti, perché appunto essendo squadra Veneto Scacchi ci occuperemo innanzitutto dei nostri circoli, poi magari potremo, chi lo sa, magari in futuro qualche circolo di un'altra regione magari vorrà essere ospitato sul nostro canale per un po' di pubblicità, ma questo magari verrà da sé, ecco. E poi altre
programmazioni sarà quella di anche andare a intervistare magari un maestro, o comunque una presenza importante, anche, che sia anche storica del nostro scacchismo veneto. E inoltre una piccola esclusiva in cui avremo anche in qualche periodo, qualche puntata, il nostro presidente del comitato Tino Testolina, in cui si cimenterà a rispondere a, insomma, a qualche domanda che verrà proposta un po' dal pubblico, o comunque presenterà i vari progetti che staranno, diciamo, bollendo in pentola qua al comitato. Adesso metterò in sovraimpressione intanto la copertina. Allora, eccola qua, la copertina, insomma, che racchiude questo progetto degli scacchi su Twitch. Qui appunto vedete qua in sovraimpressione anche le date della prima puntata, in cui appunto ci sarà Tino risponde già mercoledì prossimo 16 giugno, a seguire sempre di mercoledì il 23 giugno in diretta con il maestro, e a chiudere con il mese di giugno i circoli di scacchi tra presente, passato e futuro, sempre di mercoledì e sempre il 30 giugno. E poi c'è anche la trasmissione Impara a giocare a scacchi divertendoti, che appunto tratterà più o meno di un corso di alfabetizzazione di livello 0, ecco. Poi, se notate, abbiamo, oltre a aver elencato i nomi del responsabile del canale, che appunto è Sergio, e il sottoscritto, che è, diciamo, il tecnico, tra virgolette, del canale, che si occupa un po' della gestione dei contenuti e del piattaforma, insomma, per andare in onda. E notate anche i collaboratori attuali del gruppo, che sono Claudine Rosolin, che è anche la vicepresidente del comitato regionale. Poi c'è Dario Berinato, Alessandro Gatta, delegato provinciale, regionale degli istruttori, e anche, diciamo, un po' il creatore della scuola Veneto Scacchi, ecco, se possiamo così definirlo. E Certo. inoltre anche Pietro Ferrara, che come Dario sono anche loro istruttori di scacchi. Allora, passo di nuovo la Eh, parola a Sergio, se poi così almeno ci presenta anche in certo. dettaglio le varie programmazioni. Partiamo da quella di Tino Risponde. Sì, volevo però aggiungere Ok, una cosa prima, e cioè questa. Prima dicevo che abbiamo fatto un po' un'analisi, l'ho fatta io in particolare, questa analisi della piattaforma Twitch, e che è una piattaforma che è nata proprio per il gaming e soprattutto in ambito giovanile. Ecco, quello che noi desideravamo quando diciamo, abbiamo pensato a questo progetto è quello di non, diciamo, collegarci semplicemente con un pubblico di esperti in un ambiente chiuso, ma quello di poter essere vicini al mondo giovanile. Ecco, questo è molto importante persone o che abbiano una certa cultura e quant'altro. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo, diciamo, scelto questa piattaforma, pensando anche che, anche se naturalmente ci sono alcuni canali che sono quelli prevalenti, però noi abbiamo pensato che si potessero fare anche delle trasmissioni con una certa, di un certo spessore e di una certa cultura, e coinvolgere così sia appassionati, sia tesserati, sia un mondo giovanile e non solo, e per questo anche che abbiamo esatto, intitolato diciamo Twitch dai 6 ai 99 anni, esatto. anche perché c'è un vantaggio nel gioco degli scacchi rispetto ad altre attività sportive, che a scacchi si può iniziare molto presto e si può giocare tutta la vita sostanzialmente. Io ricordo quando ero bambino che molte volte mi trovavo a vedere e a giocare con giocatori adulti, maturi, che avevano 50-60 anni e anche molto di più. Mi ricordo ancora Enrico Paoli, che l'ho visto in uno degli ultimi tornei, che era novantenne. Quindi ecco perché, ecco anche il motivo di questo titolo. Ecco, detto questo, possiamo, Matteo, se Sì, dici, passare a presentare le diverse rubriche che, vedendo, diciamo, partendo dalla prima. esatto. Allora, la prima rubrica è Tino risponde. Ecco, ecco che la metto in sovraimpressione. Qua abbiamo
come diciamo, contenuti le procedure per l'apertura e gestione di un'associazione, la normativa amministrativa e contabile, la comunicazione con la FSI e con il CONI, le relazioni tra le diverse componenti territoriali, quali sono dirigenti, istruttori, arbitri e giocatori. Quando? Una volta al mese, ecco, tendenzialmente sarà quella la cadenza della trasmissione. Lascio di nuovo la parola a Sergio per magari la spiegazione nel dettaglio. Certo, allora diciamo che questa rubrica, Tino risponde, è nata, è stata pensata soprattutto diciamo, per un pubblico che sia costituito da tesserati di associazioni, ma anche da chi eventualmente nel Veneto avesse l'idea di creare una nuova associazione, un nuovo gruppo. E quindi vengono presentati in maniera semplice e senza la necessità di andare a leggere troppi documenti, un po' la struttura della Federazione Scacchistica Italiana, la sua organizzazione, la sua composizione, il suo collegamento, gli organi centrali e gli organi periferici, e naturalmente di tutto ciò parleremo nella prima puntata con il presidente, come ha detto Matteo, Tino Testolina, presidente del Comitato regionale Veneto per questo quadriennio olimpico, ma già presidente ormai da più mandati del comitato, quindi una persona molto molto esperta che precedentemente, ancora prima di diventare presidente, faceva già parte del comitato regionale svolgendo diverse funzioni. Ma di tutto ciò parleremo la prossima volta. Quello che volevo aggiungere è che la rubrica si chiama Tino risponde perché abbiamo trovato così simpatico chiamarla in questo modo partendo dal nome del presidente stesso. In realtà ci sarà senz'altro Tino in più di una rubrica, ma l'idea è quella di coinvolgere anche altre persone esperte di determinati campi. Quindi, ad esempio, potrebbe essere un istruttore, se si deve parlare di didattica e di quali sono le modalità per diventare istruttore e quant'altro. Istruttore naturalmente SNAC della Federazione Scacchistica Italiana, chiaramente. Ma anche può interessare giocatori tesserati o non tesserati che vogliano sapere alcuni aspetti particolari dei regolamenti tecnici e di come ci si muove, come ci si comporta in un torneo, tante piccole cose che naturalmente un giocatore esperto che gioca da anni le conosce, altri anche giocatori che giocano da tanti anni. È capitato a me, che sono anche arbitro nazionale, di vedere che tanti giocatori non le conoscevano. Da questo punto di vista l'idea sarebbe quella di coinvolgere per esempio il fiduciario regionale Renzo Renier, se si deve parlare di aggiornamenti sui regolamenti e quindi vogliamo quindi in sostanza una rubrica in cui si parla di vari aspetti legati al gioco, non soltanto quelli della organizzazione e della struttura della FSI, diciamo così. Benissimo, allora direi che hai detto tutto, insomma, quello che coprirà questa rubrica. Passiamo subito allora alla rubrica successiva che abbiamo intitolato In diretta con il maestro. Qua i contenuti saranno un'intervista ad una figura emblematica dello scacchismo locale, che sia un giocatore o un divulgatore, e che andrà a parlare un po' degli eventi e i tornei, gli incontri importanti che ha giocato nel corso della sua carriera e qualche aneddoto assieme a qualche altra curiosità. E ovviamente risponderà anche alle domande degli spettatori. Vai Sergio. Sì, ecco, questa è una rubrica legata fondamentalmente a giocatori, a coloro che sono appassionati del gioco, a coloro che già da un po' di tempo hanno iniziato o stanno iniziando da poco a giocare, ma anche a giocatori diciamo che da anni sono tesserati e giocano i tornei. Perché? Perché
tutto questo pubblico potrà, diciamo, avere in diretta la presenza di un maestro FSI. Dico maestro, ma in realtà quello che noi pensiamo e speriamo è di portare non solo dei maestri, ma dei maestri internazionali e dei grandi maestri. Da questo punto di vista ho già avviato dei contatti e già ho avuto delle risposte incoraggianti, per cui la data è già fissata. Ora, entro poco tempo, sapremo anche esattamente chi farà la prima puntata. Anche questa rubrica, diciamo, allora, le varie rubriche hanno una cadenza sostanzialmente mensile. Se sono 4, generalmente ci sarà una rubrica, una puntata per ogni rubrica al mese. Questa, almeno all'inizio, è l'origine. Poi, in base anche all'interesse delle persone e a quello che vedremo, potremmo pensare magari di cambiare la frequenza in base appunto a ciò che il pubblico ama di più. Per quanto riguarda in diretta con il maestro, c'è solo da aggiungere il fatto che naturalmente, come ha detto prima Matteo, sarà possibile porre delle domande nella parte finale, la parte iniziale, quella centrale, sarà la parte iniziale, quella centrale, sarà un'intervista con delle domande poste al maestro sulle sue esperienze di gioco, iniziale, mentre poi successivamente ci sarà la possibilità da parte degli ascoltatori di porre delle domande e avere delle risposte a domande specifiche. Infine, voglio dire che proprio quello che penso possa essere interessante è che magari proporremo qualche partita particolarmente significativa giocata dal maestro, diciamo, maestro internazionale o grande maestro nella sua carriera. Sì, ottimo, direi che anche qua hai coperto un po' tutti i punti che ci siamo prefissati per questa rubrica. E ovviamente sì, si spera che magari avremo anche qualche grande maestro, perché diciamo che sarebbe anche bello avere insomma una prospettiva anche dei livelli più alti dello scacchismo in generale, ovviamente locale, quindi ecco magari avere qualche esperienza insomma che non era a tutti andare a giocare insomma in giro per il mondo e comunque farsi una vera e propria carriera con gli scacchi. Poi, passando allora alla rubrica successiva, qua abbiamo adesso i circoli di scacchi tra passato, presente e futuro. Allora, cosa tratteranno diciamo, questi punti? Il passato tratterà la storia del circolo nel passato con immagini, che possono essere anche comunque foto e video, significative della sedi insomma del circolo ed eventuali del territorio e della città. Poi personaggi importanti, tornei e festival storici. Il presente invece tratterà dell'attuale struttura del circolo, le esperienze dei tornei degli ultimi tempi e le interviste agli attuali rappresentanti dell'associazione. Per il futuro invece abbiamo riservato i progetti e iniziative per gli anni a venire. Qua diciamo che questa qua secondo me è la rubrica più interessante, perché non penso che nessuno in Italia abbia mai avuto comunque pensato di creare questa diciamo rubrica in cui andiamo a parlare dei circoli e non soltanto dei giocatori in sé. Quindi a te Sergio, insomma, visto che è stata tua l'idea, direi di lasciarti la parola di nuovo. Certo, certo, sono d'accordo. Anch'io la vedo come una rubrica, come tutto il canale, ma specialmente questa rubrica molto innovativa. In effetti credo che tutto il progetto Twitch, ed in particolare queste rubriche, alcune rubriche come questa, cioè non trovino riscontro in altre esperienze di circoli o di comitati. Qual è l'idea? Quella di conoscere la storia, perché conoscere la storia vuol dire conoscere anche un po' se stessi, insomma, in qualche modo, come si è arrivati, come si è giunti a certi livelli, come si sono sviluppate
come si sono evolute i circoli, passando poi alle associazioni attuali, associazioni sportive dilettantistiche, seguendo naturalmente tutte le norme, tutte le regole del CONI. Questo naturalmente dovrebbe permettere sia a persone che non conoscono l'esistenza dei circoli o la conoscono in maniera molto vaga, ma anche a giocatori qualche volta che possono essere tesserati per una certa associazione, di sapere qualche cosa del passato di queste associazioni, del passato, degli eventi, dei tornei importanti che sono stati organizzati, perché sappiamo che anche le associazioni hanno una loro evoluzione. Qualche volta hanno organizzato delle cose molto importanti, molto grandi, poi magari c'è stato un periodo di calo e quindi ci sono state delle difficoltà, poi magari si sono risollevate. Da questo punto di vista ci sono, anche questa rubrica ci sarà circa a livello una puntata al mese e ci sono già delle candidature per la prima puntata del 30 giugno, tra cui dobbiamo scegliere, ma quello che credo sia molto interessante è che saranno presenti diversi circoli del Veneto, circoli che hanno una storia addirittura centenaria. Quindi veramente credo sia possibile anche fare qualche cosa di culturalmente che abbia un certo spessore. nella programmazione e ovviamente anche qui comunque non è una cosa che magari può essere diciamo facile per tutti, ma comunque vedremo adesso magari se qualcuno posso già dire che magari vedremo che qualcuno riuscirà a avere un extra ecco dal materiale video o comunque foto. Poi Certo, certo. sì, Sì, volevo aggiungere, sì, in effetti a quello che dice Matteo, che ci interesserebbe proprio avere del materiale. Naturalmente questo materiale fotografico costituito da fotografie o da video ci sarà nelle varie associazioni, ma se qualcuno avesse, individualmente un po' di materiale, ben venga, basta che ce lo inoltri e noi sicuramente potremmo utilizzarlo perché è anche piacevole naturalmente sia ascoltare e sentire quali sono stati gli eventi del passato, quali sono stati i giocatori forti del passato di una certa associazione, sentire una breve resoconto da parte dei rappresentanti attuali del circolo, ma anche vedere delle fotografie magari di quello che c'era una volta e ora non c'è più. Ecco, da questo punto di vista, esatto. naturalmente quelli che sono i circoli storici, cioè nel senso quelli che hanno più anni di età, insomma, naturalmente sarebbe interessante andare negli archivi e avere qualche foto d'archivio di repertorio, qualche filmato di repertorio, se è possibile, e credo potrebbe essere molto piacevole per tutti gli spettatori. Esatto. Allora, prima di passare all'ultima rubrica che andrà a trattare il canale, ricordo agli spettatori che se vogliono possono farci delle domande scrivendo appunto il messaggio in chat e noi risponderemo più che volentieri se ci sono ovviamente domande. E ovviamente anche per chi si fosse collegato solo ora, comunque potrà ritrovare la replica della trasmissione domani in giornata sul nostro canale YouTube, quindi potrai guardarla dall'inizio e in caso commentare anche lì con qualche domanda se ci fossero.
Ultimo punto della rubrica, o meglio, ultima rubrica del canale che verrà trattata, diciamo che non è una novità perché non saremo, bisogna dire, non siamo i primi a farlo, ma comunque è la rubrica di imparare a giocare divertendosi per tutti, bambini, signori e genitori. I contenuti ovviamente sono l'insegnamento del gioco degli scacchi con un istruttore snack della SVS, della Scuola Veneto Scacchi, istruzioni operative, consigli pratici nell'arco di 4 lezioni di un'ora ciascuna. Qua diciamo siamo quasi come se fosse un corso di alfabetizzazione livello 0-1, se possiamo definirlo così, ma comunque anche qua è sempre bello avere diciamo, un'altra prospettiva sulle basi, anche magari dai propri istruttori, ecco qua del Veneto. Sì, certo, diciamo che questa diciamo, è la più classica diciamo, delle rubriche, se vogliamo, no? Sì, Che un corso di scacchi, però diciamo che l'idea è quella di insegnare il gioco degli scacchi in maniera molto molto diretta e molto, molto pratica e quindi se possibile cercando di fare in modo che ci sia poca teoria, molto poca teoria e molta pratica. Ecco, da questo punto di vista anche il titolo, se vogliamo, che ho pensato di dare, impara a giocare a scacchi divertendoti. Ovviamente il pubblico è un pubblico generico, che può essere di qualsiasi età, di qualsiasi sesso naturalmente. E, qui ovviamente un pubblico comunque di persone che voglia conoscere proprio i rudimenti essenziali del gioco degli scacchi senza dover diciamo, seguire corsi lunghi, senza dover acquistare libri, eccetera, utilizzando del materiale che si trova sulla rete e degli strumenti che si trovano sulla rete. Ecco, questa rubrica che adesso è stata presentata per ultima, in realtà è quella che è stata da me già predisposta, cioè nel senso che quelle 4 ore di lezione, i contenuti di quelle 4 ore, il metodo da utilizzare, gli strumenti da utilizzare sono già stati individuati da parte mia. Ecco, quello che io penso è che questa rubrica la terrò io per la prima volta, però oltre al fatto, come diceva Matteo, che le cose potranno essere anche, qualcuno potrà andarsene a rivedere se non è presente nella diretta, e questo è un grande vantaggio secondo me. Oltre a questo, penso che si potrebbe far sì che dopo che ho presentato io, magari dopo una certa pausa, la prima volta, diciamo, un corso proprio elementare, direi, di scacchi, possa esserci un altro istruttore che naturalmente con le sue capacità, con la sua esperienza e con le sue modalità, perché certamente ognuno ha le sue modalità, eh, possa farne un secondo sempre allo stesso livello. Dopodiché si vedrà magari se passare da un livello 0 ad un livello 1 o 2, che naturalmente è certo nelle nostre possibilità come istruttori e come istruttori qualificati FSI e facenti parte, ricordiamolo, della scuola Veneto Scacchi, che è un gruppo di istruttori, non è in realtà una vera scuola federale, ma è un gruppo di istruttori che si interessa di tematiche che si incontra, di tematiche scacchistiche, di didattica e non solo, per cercare di diffondere, perché questo è l'obiettivo nostro fondamentale, la diffusione del gioco degli scacchi. Come ha detto Matteo, nel titolo c'è per tutti, bambini, signore, genitori. Se voi vedete la fotografia, allora c'è un bambino che sta giocando a scacchi contro una signora, se vedete, e lì vicino c'è, che sta guardando quella partita, un'altra signora che ha qualche anno in più. Beh, quella signora che sta guardando è mia mamma, mentre quel bambino sono io, quindi non Ah, c'erano problemi di copyright. non lo sapevo neanche Diciamo io che questo.
Questa è una foto che ho trovato d'archivio storica. Io credo che in quel momento lì avevo 8-9 anni e abbiamo giocato un incontro a squadre contro lo Schio. E io mi so, e siete- e ci siamo, casualmente nell'ultima scacchiera era schierato un bambino, cioè io, contro una signora che era l'unica signora che giocava. A quegli anni, attenzione, che di scacchiste ce ne sono poche, molto poche anche adesso, ma una volta erano proprio, non so, una per regione, e di bambini che giocavano a scacchi. Io mi ricordo quando ho fatto il primo torneo internazionale a Imperia, eh, molti e molti anni fa, eravamo in 4 da tutta Italia. Certo, un numero molto superiore a quello attuale. Ecco, quindi volevo raccontarvi questo aneddoto. Ah, bellissimo, perché appunto neanch'io, non sapevo neanch'io di questa foto qua, quindi direi fantastico. Poi, ecco, giusto per riprendere l'ultima volta quello che è appena stato detto della rubrica, questo è anche un invito magari a più istruttori di appunto partecipare a questa iniziativa della trasmissione delle lezioni di livello 0, ecco, perché almeno uno si può fare pubblicità, diciamo così, in questa trasmissione e magari se qualcuno viene colpito dall'istruttore può informarsi per magari andare a frequentare corsi o le lezioni singole sempre con l'istruttore stesso, magari più approfondite, insomma un vero e proprio corso, ecco. Un po' come se fosse una specie di volantino questa trasmissione per i veri corsi Certo. che può trattare la nostra scuola. Ok, allora non ho ancora visto domande in chat, quindi direi di rimandarle magari al video su YouTube di questa trasmissione che verrà ricaricato domani. Penso che lo potrete trovare anche già nel pomeriggio e direi che comunque per il momento ci siamo detti tutti. Questa è stata un po' l'inaugurazione, questo mini talk show del canale. Magari ne faremo un altro più avanti, anche se come abbiamo visto la schedule, la programmazione è molto consistente perché appunto è una rubrica per settimana, quindi magari per i prossimi 2 o 3 mesi nel corso dell'estate, magari questi mercoledì sera ci ritroveremo per un'oretta a trasmettere un po' di contenuti su più fronti, ecco. Se tu Sergio vuoi aggiungere qualcos'altro? Vai No, pure. direi che abbiamo trattato, direi proprio tutto e tu giustamente hai aggiunto il fatto che anche può essere un canale, una forma pubblicitaria per le diverse associazioni che vogliano presentarsi, per presentarsi naturalmente in tutto il Veneto, ma naturalmente se si riesce ad avere un pubblico più ampio, soprattutto nel proprio territorio. Per cui magari questo non di rado è successo molte volte. Ci sono delle persone che qualche volta sono degli scacchisti o vorrebbero giocare a scacchi, ma non sanno che in una certa paese, in un certo centro, in una certa città c'è un circolo scacchistico. Non lo sanno, non lo trovano da nessuna parte e quindi questa sarebbe anche proprio, ripeto, un canale pubblicitario, credo, importante per una sponsorizzazione, specialmente nella rubrica che abbiamo indicato come i circoli di scacchi tra passato, presente e futuro. Ecco, non credo che ci sia altro da aggiungere, mi pare che non ci siano delle domande, vero Matteo? No, non ho visto ancora domande, quindi magari appunto Quindi le rimandiamo al video su YouTube se ci saranno qualche commento, ecco, sotto il video. benissimo. Allora, possiamo salutarci. Ringrazio ovviamente Sergio per la partecipazione, visto che è anche, ricordiamo, il responsabile del canale. E ci diamo allora appuntamento a Mercoledì, mercoledì prossimo, scusate, il mercoledì prossimo. 16 con la puntata di Tino Risponde. Buona serata e buon proseguimento di settimana. Ciao a tutti. Arrivederci.